Direttore, il secondo appuntamento oggi con un testo di Gassman qui al Palacongressi, un Palacongressi che ha ben accolto l'iniziativa con un altro sold out. Devo dire, la rassegna che abbiamo pensato con il direttore artistico Danaronica sta andando bene, soprattutto perché la qualità degli spettacoli è nota a tutti, ma abbiamo fatto un progetto di valorizzazione e di divulgazione, perché andiamo noi a prendere i ragazzi che sono presenti al 50% oggi della capienza qui in teatro. Ringrazio tutti i direttori scolastici che ci hanno dato questa possibilità e ai quali va dato anche un plauso per aver messo a disposizione e avere, diciamo, lavorato anche con i propri ragazzi al fine di poter assistere a questo spettacolo. Lo hanno fatto già con Fabrizio Gifune, lo faranno oggi e lo faranno anche con il prossimo spettacolo, che è la concessione del telefono. Il Palacongressi non vive solo di teatro, ma vive anche di musica jazz. La prossima settimana iniziamo la rassegna, vive di cinema, ma io penso a un Palacongressi sempre aperto. Entro giugno sicuramente ci sarà la biblioteca Luigi Pirandello, che sarà trasferita da Via Mere e farà una parte, prenderà una parte dei locali, quindi significa avere un centro culturale aperto 365 giorni l'anno. Questo completa le operazioni sul Palacongressi e quello di oggi è un punto di partenza e non uno di arrivo. Insomma, un'iniziativa ben accolta, un Palacongressi che torna di nuovo a essere riempito. Sì, abbiamo messo in campo tutte le azioni che ci hanno alla fine poi prescritto il comando dei Vigili del Fuoco per rendere il locale adeguato alle nuove norme. Abbiamo messo gli impianti che erano fatiscenti di riscaldamento e di condizionamento. Devo dire, non abbiamo finito, ma è una buona partenza. Prefetto, anche lei qui a vedersi lo spettacolo, alla seconda, fa piacere vedere un Palacongressi che ritorna attivo grazie a queste iniziative, sold out anche oggi, quindi vuol dire che la gente apprezza questa iniziativa e poi il Palacongressi rivive. Intanto diciamo che rivive grazie all'ottima attività dell'ente parco e del suo direttore, perché Roberto Ciarratta è stato veramente attivissimo insieme alla sua squadra, naturalmente ai suoi validi collaboratori, nel volere valorizzare questo importante spazio teatrale e anche convegnistico, naturalmente. Grazie a questo spazio Agrigento ha un teatro coperto, diciamo, un teatro d'inverno che fa sempre capo alla zona archeologica, oltre ad avere naturalmente quel gioiello che è il Teatro Pirandello, ma che si presta a tipi diversi di spettacoli. Fa piacere poi vedere anche tanti ragazzi, le scuole sono presenti stasera, oltre a tanti cittadini, a vedere spettacoli non sempre agevoli. Per esempio l'ultimo, prima di questo, è stato lo spettacolo sulle carte di Moro, che insomma ha richiesto 2 ore e mezza di attenzione serrata su temi complessi che per molti di questi ragazzi appartengono a una storia che non hanno potuto conoscere, e con interpretazioni non lineari ancora oggi, in un caso che ha fatto discutere per decenni. A tratti accompagnato da uomini eccellenti, consigli, consensi, musica d'orchestra, ma fondamentalmente solo. Poiché vedete, tutto questo accompagnamento si manteneva per rimanere nell'immagine, molto lontano dalla barriera. Tutto questo sarebbe stato impossibile se io mi fossi accanito a rimanere attaccato alle mie origini e ai miei ricordi di gioventù. Una piena e totale rinuncia ad ogni ostinazione è stato il mio primo comandamento che mi sono imposto. Io, che sono sempre stata una scimmia libera, mi sono dovuta adattare a queste costrizioni.